Vedi, io stasera volevo farmi queste orecchiette alle cime di rapa. Sono sempre stato contrario. Adesso, oddio, chi mi conosce potrà guardarmi anche storto, però prendi con le pinze quello che dico. Sempre stato contrario a questi tipi di cibi confezionati, ossia le pasta asciutte e quelle cose lì. Dopo chi mi conosce appunto dice: Yuri, cazzo dici, ti mangi i risotti già fatti, eccetera. Sì, ok, però intendo le cose un po' più elaborate, così insomma, no? Però queste allora si trovano al Lidl. Intanto me le aveva fatte conoscere Michele. Senti, cazzo, avevo le mani sul tavolo, ha tremato tutto, è figata. Sì, complice anche le mie sospensioni, che quando si gira il CP nella cuccia dietro, io in mansarda sono nella maca che mi dondolo praticamente. Però comunque no, veramente buonissime. Quante cazzo sono? 3 porzioni, vabbè, ma tanto io adesso non fumo, quindi diventerò obeso. Ecco, 2 porzioni a 2,50, quindi posso mangiarmele tutte. E queste veramente meritano. E come le facciamo in camper? C'è l'oscurità, come le facciamo? Le facciamo che tac, la luce della potenza. Aspetta, la vedi, Vara? Vedi, ho le due mega luci della potenza. Però vedi, è bruttino che mi vedi così. Aspetta che ti assisti in diretta al posizionamento. Comunque io direi utilizziamo la mia nuova padellina, relativamente nuova, ormai avrà anche un mese, antiaderente. Ok, io adesso ne ho due, te le consiglio vivamente in camper, due. Ho un solo coperchio di questo qui, ma me lo sono sempre giostrato, perché tipo quando fai le pizze, no? Avendo due padelle puoi fare due pizze contemporaneamente, però diciamo le cose col coperchio si lessano troppo, senza coperchio si seccano troppo, passami i termini, ok? che non sono uno chef. Ma avendone due e un coperchio le puoi alternare, hai capito? Un po' qua, un po' là, e alla fine riesci ad avere due pizze cotte alla perfezione. Versare in una padella sufficientemente grande, tu sei sufficiente, cioè è relativo, cioè per me è sufficientemente grande perché sono piccolino. Cioè vedi anche qua, spiegatele bene ste cose, cazzo. Il contenuto della busta è ancora surgelato con 2 cucchiai di acqua, 2 cucchiai e basta. Lasciar cuocere a fuoco moderato per 7-8 minuti fino al completo scioglimento della salsa. Ma mi pare strane ste robe, mi non capisco. Ste robe strane, 2 cucchiai di acqua, e cazzo è 2 cucchiai di acqua? Buttiamo anche un po' di olio dell'oliva. La madonna, cazzo, forse sono un po' troppe. Vabbè, CP, mi darai una mano tu, sì. È veramente tanta roba. Cioè, vabbè, smettere di fumare, ma neanche, non so, suinarsi in queste maniere. La donna è un mobile, un comodino o un armerone, dipende dalla dimensione. Eh sì. Il vento. Anche là non mi ha specificato 2 cucchiai, se 2 cucchiai poi ce ne sono tanti. No, che attacco boia, ragazzo. No, adesso una buona voglia di fumare. Non bisogna, per carità, è vero, come avevo già detto nei precedenti tentativi falliti, non bisogna pensarci, ok? Però sì, ok. Ma non bisogna pensarci, dai, cambia discorso, facciamo mangiare. Però la botta era forte, ecco, quello volevo dirti. È che se io continuo a fumare quest'estate muoio, cioè non ce la faccio, non ce la faccio neanche poi a fare quel giro in Grecia, che adesso spero che il pampano di Michele lo lasciano venire, se no non so, prendo e vado anche da solo, porca troia. Che sai, da soli, per quanto io dica sì di non essere razzista eccetera, no? Andare da soli in certi posti, no? Tipo, non so, il Kosovo, Albania, Romania, no? Che non ci sei mai stato, sai, in teoria, boh, a saper, però chi lo sa, no? Ti ha capito? Nel senso, affrontiamo lo sconosciuto. Molto probabilmente saranno paesi molto più sicuri dei nostri, anche perché insomma io sto a Jesolo, quindi qua tra mafia, furti eccetera, siamo tra i peggio, insomma. Però in teoria è tutto bello qua adesso, no? Cioè senti la pioggerellina, io sdraiato qua nella dinetta col computer in parte e i piedini sopra la stufa, no? Sì, in teoria. Che adesso in questo preciso momento sta arrivando la botta proprio di astinenza
non posso neanche andare avanti con troppe caramelle, cioè mi arrivano di quelle pacche di zuccheri e mi viene il diabete, porca troia. In più, mona, io ho fatto anche la bella mangiata. Dopo ho mangiato mi sono pinzato i bagigi, che sarebbero gli arachidi, no? Perché se dici bagigi in altre regioni fuma, ah no, non fumo più, significa un'altra cosa. E dopo cazzo continuano a portarmi birre di continuo, cioè io non sono alcolizzato, in più non bevo neanche birra, quindi insomma, porca troia. Vabbè, no, allora, video bruttissimo, ok? Non vorrei veramente fare questo video. Era per renderti partecipe della pesantissima crisi di astinenza. Cioè, nel caso in cui volessi anche tu provare a smettere di fumare, perché poi spero anche di farcela, insomma, perché non è la prima volta che provo a smettere di fumare, no? Ti ricordi? Eh, sappi che non è facile. Cioè, vedi, adesso, ad esempio, mi verrebbe da fare come le teenager di una volta, no? Sei in quei vecchi romanzi ottocenteschi, quando per sopperire le pene d'amore andavano a dormire prima, no? Cioè, una sorta di autosuicidio, no? Della serie, chiudiamo qua questa giornata, no? Chiudiamo il separio ai dolori e poi domani è un altro giorno, no? A me verrebbe da fare la stessa cosa, cioè per quanto fisicamente stia molto bene, c'è tutto questo nervoso, questa concentrazione sul fumare che uno dice vabbè vaffanculo vado a dormire e così passa un'altra giornata, il corpo continua a depurarsi dalla nicotina, che secondo me non è neanche tanto quello, è proprio una questione psicologica, cioè che uno è veramente abituato, no, a fare la bella mangiata, un po' come chi è abituato col bicchiere di vino a mangiare, ma forse è peggio, no, è peggio quella delle zicche, non facciamo paragoni che è peggio, eh. No, no, devo continuare, devo dirtela perché sono tutte quelle cose che poi, cioè, vanno dette nel momento preciso in cui accadono, se no poi non le riesci a capire bene, poi sfuggono e le dimentichi, ok? Allora, queste crisi di astinenza che tanto spaventano, ok? È vero, sono tra virgolette pesantine, nel senso che nulla di doloroso, ok? Ti viene una voglia pazzesca di fumare e contemporaneamente un nervoso della Madonna, e fin qua ci siamo, va bene. Però queste cose vanno e vengono, vanno e vengono, cioè è quando ritornano, no? Che lì ti freghi, che rifumi la zicca e ricominci tutto da capo, perché loro in realtà, io ne ho avuto una prima, ero nervoso, ero qua che scrivo anche su Facebook l'elenco delle bestemmie e delle madonne, però effettivamente poi ti passa, cioè ti passa come quando hai finito di fumare la cicca, no? Fumi la cicca e dopo non hai più voglia di fumare, no? Perché l'hai appena fumata. Uguale alla crisi di astinenza, ti arriva, ok, nervoso, una voglia matta di fumare, eccetera, però calma, non è che impazzisci, dopo va via, quindi va tranquillo, che c'è questo discorso qua, che va via. Sì, puntata credo rivolta praticamente solo a chi vuole provare a smettere di fumare, cioè, ogni tanto faccio le mie puntate un po' particolari che uno magari entra dentro e dice ma che cazzo me ne frega, beh effettivamente c'è da mettere l'etichettina, attenzione questa è solo per camperisti, questa è solo per chi vuole smettere di fumare, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, dai. Ti sparagno, ti evito quella solo per chi si deve far mettere le capsule del dente e fa infezione nei canali, quella la evitiamo, dai.